Si è svolta stamani anche ad Agrigento, presso il Tribunale, nell'Aula Livatino, un'assemblea aperta per manifestare le ragioni dello sciopero dei magistrati alla luce delle riforme costituzionali. Ne hanno discusso tra gli altri il procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, Wilma Angela Mazzara, presidente della sezione GIP-GUP del Tribunale. Lo scopo dell'assemblea è stato quello di aprire una riflessione in ordine ai principi di indipendenza e di autonomia della magistratura, all'impatto della riforma del sistema giudiziario. Lo sciopero, indetto a livello nazionale, è stato proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati, l'ente di rappresentanza sindacale della categoria, per protestare contro il disegno di legge per la riforma costituzionale della giustizia. La questione principale è la cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati, da decenni un tema caro alla destra, ma contestato tra chi esercita la professione. Prevede l'istituzione di carriere nettamente distinte tra i magistrati inquirenti o requirenti, cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini, o quelli giudicanti, i giudici che emettono le sentenze. Secondo l'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, la riforma della giustizia mette a rischio autonomia e indipendenza della magistratura. Per dare risalto alle sue ragioni, l'associazione ha organizzato per oggi una mobilitazione molto ampia. Il programma dello sciopero prevede assemblee pubbliche e manifestazioni dei magistrati in 29 città d'Italia. Come era successo lo scorso 25 gennaio, il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, i giudici indosseranno la toga con la coccarda tricolore e terranno in mano una copia della Costituzione. Anche a Roma sarà previsto un flash mob sulla scalinata del Palazzo di Giustizia in piazza Cavour, sede della Cassazione, con un'assemblea pubblica. Lo sciopero era stato deciso durante l'Assemblea straordinaria nazionale dell'Associazione Magistrati lo scorso 15 dicembre. Anche di questa protesta sono proprio le ragioni che vorremmo illustrare oggi alla cittadinanza e non soltanto agli operatori dei diritti, quindi avvocati e magistrati. Le ragioni sono semplici, crediamo che questa prospettiva di riforma non apporti alcuna utilità, alcun miglioramento al sistema giudiziario, al sistema processuale italiano, ma sia in realtà il primo passo, il primo step per un processo, per un percorso che potrebbe togliere indipendenza e autonomia al pubblico ministero, in particolare alla figura del pubblico ministero, che noi vorremmo che rimanesse nello stesso ordine giudiziario insieme ai giudici, così come prevede oggi l'architettura costituzionale del sistema processuale italiano.